Giovedì 30 maggio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi le donne ospiti del nostro programma, la nuova segretaria nazionale della UIL Lavori Agroalimentari Enrica Mammucari e Martina Miceli, coach della Orizzonte, arrivata a conquistare il 24esimo scudetto. Ma parleremo anche del decreto Salva Casa. Intanto c'è stata scoperta a Catania una maxi frode fiscale, contratti di rete fra imprese che sono nel mirino della Guardia di Finanza. Ci sono 16 arresti, 33 indagati e sequestri per 20 milioni di euro. Un raffinato sistema di frode fiscale con regia unica su Catania che abusava di vantaggi normativi in tema di distacco di personale previsti per i contratti di rete tra imprese è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione ribattezzata Alto Livello. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo 2 ordinanze nei confronti di 16 persone a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro, sequestrando quote societarie, disponibilità finanziarie e beni per 29 milioni di euro. Nell'inchiesta, coordinata dalla DDA della Procura di Catania, sono indagate 33 persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute previdenziali di IVA, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita. Hanno trascorso un'altra notte in tenda accampati di fronte a Palazzo d'Orleana a Palermo, ribadendo la necessità di un sostegno istituzionale. Sono gli agricoltori e gli allevatori che proseguono la loro protesta. Li vedete con le tende, sono immagini di questa notte. Chiedono interventi urgenti per fronteggiare la siccità e la mancanza di foraggio. Dopo l'incontro con il governatore Schifani di ieri ci sarebbero i primi segnali di apertura da parte della Regione, che ha previsto, a quanto pare, un sistema di voucher, cioè di buoni, per far arrivare acqua e fieno a chi li richiede, appunto. Adesso passiamo ad altro, si avvicina la stagione balneare e come ogni anno tornano le polemiche sullo stato di salute del mare alla Playa. Un consigliere comunale ha portato in aula una bottiglia con un liquido giallastro prelevato dal canale Arci e ha accusato il sindaco trentino, l'amministrazione, ma la replica dell'azienda sanitaria è stata molto netta, è tutto nella norma, chi fa il bagno non corre rischi. Stessa spiaggia, stesso mare e stesse polemiche con le solite domande. Il mare della Playa è balneabile? I catanesi possono immergersi in acqua senza avere problemi di salute? La sortita del consigliere comunale Bonaccorsi, che ha portato in aula una bottiglia con un liquido giallastro e la scritta Canale Arci, ha sollevato un vivace dibattito, concluso poi con l'ennesima richiesta di far rispettare una vecchia sentenza. Ho portato la bottiglia con l'acqua fresca ieri in Consiglio Comunale per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione, ma soprattutto della Sidra, visto che c'è un'ordinanza del 2021 che obbliga la partecipata del Comune a sbarrare il canale durante il periodo della stagione estiva. Di buon mattino Bonaccorsi è tornato sul posto, in mano un'altra bottiglietta. È risaputo che ci sono delle sostanze chimiche che arrivano appunto dagli scarichi della zona industriale, quindi questa non è soltanto acqua piovana, qui c'è anche, ci sono resti industriali, ma l'abbiamo notato appunto qualche mese fa quando abbiamo trovato le anguille morte nel canale Arci. Per dovere di cronaca abbiamo raccolto la replica dell'ASP affidata a Rosario Giannone, responsabile del servizio di igiene pubblica. Tutti gli accertamenti che sono stati finora fatti, compreso l'ultimo di una settimana fa, non hanno evidenziato sforamento dei limiti di legge per quanto riguarda le conte batteriche. Quindi è tutto nella norma? Tutto finora nella norma, sotto l'aspetto microbiologico. I catanesi possono fare il bagno tranquillamente? Finora, in base a queste analisi, sì. Bene, adesso i quotidiani di oggi con Angelo Gagliano. Allora, partiamo dal quotidiano La Sicilia, la prima pagina, andiamo a vedere quelli che sono i fatti più importanti. Cominciamo con, vedete la cronaca, a Comiso, violenza sessuale alla villa, vittima salvata da passante, fermato un tunisino di 16 anni. Sulla Catania-Gela c'è stato un gravissimo incidente stradale, schianto fatale a Ramacca, muore una donna, ci sono anche 3 feriti. E poi
a Favara. I frammenti ossei ritrovati nel casolare abbandonato non sono di Jessica Lattuga, quindi il giallo continua per questa giovanissima scomparsa ormai da tantissimi anni. Poi L'Europa punta sull'Etna Valley, pronti 2 miliardi per un nuovo sito domani in STM, la commissaria Vestager e anche il ministro Urso. E poi fotonotizia, la vediamo e la leggiamo insieme. L'inferno in acqua, nel mare di Panarea e Milazzo si studia l'impatto ambientale disastroso del vorace e carnivoro vermocane. Adesso questa è una bellissima foto, però cercheremo di capire e scopriremo impressionante esattamente cosa si tratta. E poi la siccità, torniamo ancora ad occuparcene. I trattori protestano la diga di Bivona e intanto è fumata bianca col diretti regione, ma abbiamo sentito e abbiamo visto le immagini con le tende accampate proprio davanti al palazzo della presidenza. Andiamo a vedere allora nelle pagine, sempre ancora sulla prima pagina, una notizia che ritroveremo su tutti i quotidiani nazionali stamattina. È stata varata la riforma della giustizia, il via libera dal Consiglio dei Ministri, carriere separate e doppio CSM, ma l'Associazione Nazionale Magistrati pensa già allo sciopero. Questo è un tema che troveremo su tutti i quotidiani. Parlavamo prima degli agricoltori. Gli agricoltori protestano alla diga Castello di Bivona per l'acqua ad uso irriguo. La regione è stata invitata a comunicare la quantità d'acqua da utilizzare per irrigare ed evitare che migliaia di piante muoiano, ma intanto, come abbiamo già detto, Schifani ha accolto tutte le richieste di Coldiretti. Si è conclusa con una fumata bianca l'incontro che c'è stato nel tardo pomeriggio di ieri tra il presidente e il direttore Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri e anche Prisco Lucio Sorbo con il presidente proprio Renato Schifani. Hanno affrontato il tema degli aiuti. E poi ancora, sempre sulle pagine interne della Sicilia, il richiamo dalla prima, Etna Valley sempre più centrale per l'Europa. Su Catania 2 miliardi per i chip del futuro. Domani alla STM ci sarà la commissaria europea Vestager e il ministro Urso in visita al sito, già in costruzione ma con l'orizzonte verso un ulteriore stabilimento in cui produrre componenti su carburo di silicio. Dunque l'Etna Valley che torna di nuovo prepotentemente in primissimo piano. Vediamo invece la pagina dedicata alla città di Catania, quella che stiamo osservando adesso, dedicata alla città e anche alla provincia. Caos, cartelloni e piste ciclabili. Durante il Consiglio Comunale emergono svariate criticità su più zone della città e ci sono ritardi nei lavori di via Cristoforo Colombo, in via Domenico Tempio, tante le problematiche da risolvere. Intanto in viale Mediterraneo, lo evidenziamo qui, lavori notturni da lunedì a venerdì prossimo. Di che cosa si tratta? Dalle 22 alle 6 del giorno successivo, dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 giugno, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza e per questo motivo saranno chiuse al transito entrambe le carreggiate della galleria di viale Mediterraneo, collegamento tra via Vincenzo Giuffrida e il raccordo direzione A18. Quindi questa è una notizia di servizio. Ancora andiamo in provincia, stop ai cortei funebri a Scordia, scoppia la polemica perché il sindaco ha disposto il divieto e annuncia anche multe pesanti, evitiamo disagi al traffico, e quindi ha stoppato i cortei funebri. Chiudiamo con la Sicilia, adesso andiamo invece al giornale di Sicilia, c'è la prima pagina, vedete, tutta dedicata alla riforma della giustizia. Il primo sì a una nuova giustizia, la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e inquirenti e il caposaldo della riforma, un doppio CSM con nomine a sorteggio. Nordio basta con la degenerazione correntizia, queste le sue parole, e c'è la reazione subito
dell'Associazione Nazionale Magistrata sul piede di guerra verso lo sciopero. Poi ci sono due interviste, il professore Romano, modifiche in favore dei diritti dei cittadini, la seconda intervista, Tango, vogliono scardinare il principio costituzionale dell'indipendenza. Quindi sono una pro, due interviste, una pro, una contro. In Campania intanto ricorderete l'episodio, l'intervento della Premier, saluto diciamo così particolare fatto dal Presidente del Consiglio Meloni al Governatore, tra Giorgio e il Governatore De Luca, altro botta e risposta. Che si sono detti stavolta? La Premier a muso duro difende pure il premierato. Le pagine lo vedremo più avanti perché ha risposto De Luca, insomma non finisce qui chiaramente la querella. E poi onorato una morte senza un perché, addio in cattedrale, oggi i funerali dell'imprenditore. Ora a Palazzo d'Orlean, Coldiretti a oltranza, il sit-in nelle tende, Schifani ha incontrato gli agricoltori che protestano per i danni alla siccità e poi l'AMAP si arrende, ritirato un bando da 44 milioni, non rispettati i tempi del PNRR, niente lavori alla rete a Romagnolo, quindi un gravissimo ritardo. Anche qui vedete la foto, vermo cane, il terrore dei mari, la moltiplicazione di specie aliene nel mar Mediterraneo, questo è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia. Adesso approfondiamo invece i temi e gli argomenti della edizione di Palermo di Repubblica. Sindaci in trincea, questo è il titolo scelto, contro i tagli di Giorgetti. A che cosa si riferisce? Si riferisce alla sforbiciata del Ministro del Tesoro che colpirà paradossalmente i comuni siciliani in linea con i progetti del PNRR, quindi non quelli che sono in ritardi ma quelli che sono invece allineati sui progetti e che stavano portando avanti invece queste opere. Salvi quelli in dissesto. C'è la replica dell'Anci, basta beffe, già persi 600 milioni. Poi un presunto caso di mala sanità, morire di mala sanità, donna operata al Policlinico, uccisa da una infezione. Anche sulla Repubblica di Palermo si parla del funerale, addio a Onorato, in cattedrale si indaga sulle ragioni dell'ipotizzato suicidio. E poi l'emergenza siccità, vedete la terra arida, inutili anche le piogge di maggio, nei bacini sempre meno acqua, questa è la situazione che si prospetta, con la quale ci si avvia alla prossima estate. Allora la notizia in primissimo piano, i tagli, i sindaci sono in rivolta, abbiamo detto, già tagliati 600 milioni, diciamo no alla nuova beffa, molti municipi hanno anticipato i soldi per non fermare i cantieri rischiando il fallimento e c'è lo scontro, quello che viene indicato, il comune nemico. La scure del ministro Giorgetti colpisce paradossalmente le amministrazioni siciliane che sono in linea con il PNRR, salve quelle in dissesto. E possiamo leggere ancora: i nostri fondi dirottati sul progetto del ponte, i comuni del Messinese che evidenziano questo tema. Poi abbiamo visto il presunto caso di malasanità, morta al Policlinico per un'infezione, la procura indaga per omicidio colposo, la donna 66 anni era stata operata per un infarto, poi la febbre alta e è seguito poi il decesso. Ancora sempre sulle pagine interne del quotidiano Repubblica, questa è una bella notizia, è una bella storia, gli 8 non vedenti che tirano di scherma, stoccata ai pregiudizi. Ogni lunedì i giovani si ritrovano all'Istituto dei Ciechi, a guidarli Marcella Librizzi, campionessa paralimpica, loro sono le mie gambe, io invece i loro occhi. Una bella storia quella che viene raccontata questa mattina. Poi invece andiamo alla prima pagina della Gazzetta del Sud, eccole qui le pagine, il primo titolo in evidenza, Messina, il caso delle lottizzazioni.
isola pedonale di Viale San Martino, nuova battaglia davanti al TAR, e ancora edificazione degli anni 80 per le quali il Comune non ha mai ottenuto gratuitamente le aree e ora dovrà pagare. Questa è la situazione. Poi c'è il primo bilancio della rettrice, regolamenti e condivisioni. Parliamo dell'Università di Messina e la protesta di cui ci siamo occupati anche nel corso del telegiornale di ieri sera. Degli studenti hanno diritto alla borsa di studio, ma per loro i fondi non bastano. Dopo mesi di paziente attesa e interlocuzioni varie con i dirigenti dell'ERSO, ieri mattina c'è stata diciamo fuori dalla casa dello studente la protesta di un centinaio proprio di universitari nel corso di un sit-in organizzato dall'UDU. E poi vedete anche qui la notizia: PM giudici, carriere separate, c'è il sì nella riforma voluta dal governo, 2 distinti CSM con sorteggio per la nomina dei suoi membri. Una notizia che arriva e che riguarda ancora le carceri. Milano nessun ferito, ma un'ispezione antidroga, c'è stata la rivolta alla Beccaria dei minori detenuti. Ancora, prima di chiudere il tempo, per un paio di notizie di carattere sportivo, perché il rompete le righe per il Palermo è avvenuto tra l'indifferenza, Torretta, che è il centro sportivo dove si allenano i rosanero, nessun tifoso, ultimo giorno di lavoro al centro sportivo in un'atmosfera dimessa, e si prevedono molti addii. Uno striscione polemico di un gruppo di sostenitori contro il capitano Matteo Brunori, che aveva detto che a Palermo è davvero difficile giocare. E poi vi segnalo una notizia in Serie D: Trapani compie l'impresa, ha vinto la sua Coppa Italia. I Granata passano per 2-0 sul campo del Follonica, dopo la promozione conquistano anche il secondo titolo della stagione. Chiudiamo occupandoci anche di Catania con, vedete, le ultime notizie che riguardano soprattutto chiaramente il nuovo tecnico, le ultime nuovo tecnico toscano o Inzaghi per il direttore sportivo Faggiano è in pole position. Queste dunque le attese, le aspettative per quanto riguarda la panchina rossazzurra per il prossimo campionato. Rassegna stampa regionale che si conclude qui. Breve pausa, fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, quotidiani nazionali adesso con il nostro Angelo. Allora, partiamo da Repubblica stamattina e in primissimo piano c'è proprio la vicenda della riforma della giustizia, giudici, carriere separate, gelo del Colle, via libera dal Consiglio dei Ministri alla riforma della giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati insorge verso lo sciopero. Il commento di Francesco Bei: aspettando il referendum. Non è ancora neanche stato convertito questo decreto e adesso si pensa già al referendum. Poi ancora venti di guerra, la crisi dei missili. La NATO, dopo aver autorizzato Zelensky a usare le armi in territorio russo, si prepara alla reazione di Putin. Biden valuta se dare il via libera agli attacchi. L'esercito ucraino punta a colpire diverse città, Krasnodar e le basi logistiche. Intanto la Meloni è isolata, meglio rafforzare la difesa di Kiev che colpire Mosca. Questa è la posizione un po' di tutto il governo italiano. E poi c'è l'analisi, leggiamo insieme, la sottile linea rossa di Paolo Galimberti. Poi sempre sulla prima pagina di Repubblica, legate proprio alla vicenda dei missili, la politica estera in balia del voto, quindi ci sono sarebbero condizionate queste scelte, le scelte che verranno fatte proprio dal voto in Europa. Questo per la prima pagina di Repubblica. Andiamo a leggere invece la prima del Corriere, l'apertura pressoché identica con la giustizia. Sì, tra le polemiche, la Premier non è una vendetta, l'Associazione Nazionale Magistrati valuta lo sciopero, magistrati puniti, via la riforma, applauso in Consiglio dei Ministri, separazione delle carriere, CSM, test, e vediamo cosa cambia. All'interno sono anche delle indicazioni.
Poi ancora le aperture a Kiev, armi senza limite, la prudenza degli Stati Uniti e come potete vedere c'è questa foto notizia con l'eurodeputata Francesca Donato: mio marito non si è ucciso, il giallo dell'imprenditore, la vedova, trovate i killer, insiste ancora e torna a chiedere di trovare i killer. Allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani questa mattina. Direi di partire proprio dalla riforma della giustizia. Siamo sul Corriere, le carriere separate, primo sì, toghe pronte allo sciopero, nascono 2 CSM divisi, sorteggio anche per i laici, la Premier, riforma epocale, il PD parla di una brutta giornata, la correzione parziale dopo la visita al Quirinale, aggiustamenti e dubbi anche sull'alta corte, i nodi irrisolti frutto dell'accelerazione che è stata voluta da Forza Italia. Vedete, dunque si continua a discutere di questa vicenda anche sulla Repubblica, carriere separate, blitz del governo alla Meloni, riforma non è punitiva, il Consiglio dei Ministri vara il provvedimento in 20 minuti, Salvini era una promessa, il PD duro colpo all'autonomia dei magistrati, dei giudici, per il guardasigilli Nordio, la legge è un modo per rendere omaggio a Falcone e anche a Vassalli, ma il tema registra anche la reazione di Santa Lucia, una legge inutile e dannosa, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, giudici ora più deboli ma pronti a mobilitarsi, questo è dunque il messaggio. Cosa cambierà? Lo vediamo dalla Stampa. Percorsi distinti per giudici e pubblici ministeri, è un nuovo organo di disciplina delle toghe, mentre il Consiglio Superiore si sdoppia il guardasigilli, ora stop alle correnti. In sintesi, dunque, le carriere separate, concorsi differenziati e addio ai passaggi, il futuro Consiglio Superiore di Magistratura scelti con il sorteggio anche i membri laici, l'Alta Corte, le misure disciplinari affidate a 15 giudici. Questo è in sintesi quello che prevede la nuova riforma. Andiamo a vedere invece l'altra notizia che riguarda invece la guerra in Ucraina, colpi mirati in Russia, siamo sul Corriere, cresce la pressione degli alleati sugli Stati Uniti, sempre più paesi della NATO sono favorevoli, c'è il no dell'Italia, Biden intanto riflette. E andiamo sempre sul tema Kiev, sì degli alleati, siamo su Repubblica, gli attacchi in Russia, il dossier approda sul tavolo di Biden. E ancora su questa stessa vicenda leggiamo dal Messaggero: le nostre armi all'Ucraina per attaccare in Russia, ok anche da Stati Uniti e Canada, quindi c'è un passo in avanti, si allarga il fronte dei paesi che consentono a Zelensky di colpire obiettivi militari fuori dal proprio territorio, Putin sono disposto a negoziare ma no alle imposizioni. E vedremo questa storia, questo conflitto che pare essere praticamente senza fine. Torniamo allora alle prime pagine dei quotidiani, leggiamo dal Messaggero, come abbiamo già anticipato, giudici PM sia la riforma, Meloni non è punitiva, il governo Netanyahu è spaccato al voto, le armi italiane a Kiev, Crosetto, via al segreto, il ministro question time, ipotesi sul tavolo, la Premier rafforzare Kiev e non colpire la Russia. Sul premierato in Senato c'è stata una rissa praticamente mentre si discuteva per l'appunto del provvedimento. Il Sole 24 Ore ha 2 notizie in primo piano, che secondo la CNN le bombe USA nel raid sulla Tendopoli, Blinken incalza Israele, e poi gli USA valutano l'ok all'uso delle armi occidentali in Russia. Mentre invece per quanto riguarda le altre notizie, sulle partite IVA in crescita il rischio di evasione, Sud inaffidabili al 58%, e questa è una notizia che riguarda i cambiamenti climatici, ondata di calore severa a Delhi, caldo record oltre 50 gradi, c'è l'acqua razionata. Questa è la situazione che riguarda l'India. Su Avvenire vedete, Israele vota per definire l'ONU terrorista, cresce il fronte pro Kiev, basta limiti alle armi, e le carriere dei CSM separati, la giustizia si divide.
i temi sono un po' quelli, un po' su tutti i giornali. E siamo sul giornale, le toghe minacciano lo sciopero, ANM già sulle barricate, la Meloni non è una riforma punitiva, il premierato, i 5 Stelle scatenano la rissa a Palazzo Madama, dunque al Senato. Vediamo il Fatto Quotidiano, attacchi alla Russia, ok di Biden, dopo Kharkiv vacilla pure Sumi, mentre Meloni e NC vendicano Gelli, Craxi e Berlusconi. Il Consiglio dei Ministri separa le carriere delle toghe e i CSM. Dedicato a Silvio, Tajani lo riesuma, Confalonieri esulta, era ora il giudice Morosini rivincita anti-magistrati per svilirne le funzioni. Quindi stamattina ci sono tante polemiche. Vediamo l'Unità, socialisti e liberali con il Metto trascinano l'Europa al suicidio, la guerra è sempre più vicina, la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri, pronta la separazione delle carriere, scommettete che non si fa? Questa è la riflessione fatta dall'Unità. Adesso siamo invece sul Manifesto, il titolo che leggiamo: a babbo morto, giusto in tempo per le europee, il governo approva una sgangherata modifica costituzionale sulla giustizia che separerebbe definitivamente le carriere di giudice e dei PM, il sogno proibito di Berlusconi è un santino elettorale per Forza Italia e spinge i magistrati alla battaglia. E poi ancora leggiamo: armi USA per la strage delle tende, inchiesta del New York Times sul massacro di domenica a Rafah. Guerra NATO, l'Ucraina in trincea, oggi summit a Praga. Abbiamo il tempo anche per vedere Libero, la prima pagina, toghe rosse al tappeto, la mossa del governo, sanzioni ai PM che sbagliano e poi separazione delle carriere, varata la riforma della giustizia, la Meloni svolta epocale, i magistrati verso lo sciopero, la sinistra al solito grida al golpe. Poi manate, insulti, spintoni, così al Senato si discute di premierato. Ancora lasciamo anche il titolo di Libero, andiamo alle pagine interne adesso del Corriere, perché c'è, l'abbiamo visto sulla prima pagina, questa intervista con la moglie di Angelo Onorato, con l'eurodeputata dunque Francesca Donato. La verità verrà a galla, questo è un delitto, si troveranno i colpevoli. Francesca Donato, la vedova di Onorato, oggi i funerali, l'inchiesta, l'autopsia non implica la fine delle indagini, il mio problema adesso è andare avanti. Queste le sue parole, le trovate sulle pagine interne proprio di Repubblica. E sulla stessa pagina c'è un'altra storia che viene raccontata dal Corriere, chiedo scusa, Siu, i dubbi della GIP, non ha mai accusato il marito, a Bielle i silenzi di lei e le forbici incompatibili con la ferita, ecco perché la giudice non crede al tentato omicidio. Quindi un'altra storia che ha qualche risvolto da chiarire, più che un risvolto da chiarire. Torniamo ancora alle prime pagine dei quotidiani, abbiamo il tempo per osservare e leggere l'Osservatore Romano, il sorriso perduto dei bambini nelle guerre, all'udienza generale il Papa inaugura un nuovo ciclo di catechesi e lancia ancora un appello di pace per Ucraina, Terra Santa e Myanmar, queste dunque le sue parole. E poi in India il mare avanza, si aggrava l'erosione costiera del Golfo del Bengala a causa dell'innalzamento delle acque che è stato provocato, che viene provocato dal riscaldamento globale, a rischio la sopravvivenza di milioni di persone. E poi i tank israeliani nel centro di Rafah, questa è la situazione. Siamo con la Nazione di Firenze, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina. Magistrati, il governo separa le carriere, c'è il via libera al disegno di legge per la riforma della giustizia firmata Nordio, l'Associazione Nazionale Magistrati insorge pronti allo sciopero. E poi anche qui armi all'Ucraina e raid in Russia, sì di Polonia e Finlandia, Europa divisa sugli aiuti. Fotonotizia per la tragedia avvenuta in Valtellina, morti 3 finanzieri nell'esercitazione, sono precipitati durante una scalata. Ed è veramente tutto con la rassegna stampa per questa mattina, almeno per quanto riguarda le pagine nazionali.
Fra poco avremo ospite Enrica Mammucari, che è la segretaria nazionale della UIL Lavori Agroalimentari. Parleremo con lei naturalmente della crisi idrica in Sicilia, ma non solo di questo. Intanto un'occhiata al tempo prima di uscire di casa può essere utile per voi. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura, giornata di giovedì che vedrà il passaggio di un nuovo fronte interessare principalmente le regioni settentrionali con fenomeni che tenderanno ad estendersi localmente anche nelle aree del centro, mentre sul resto del territorio come sulla Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Sarà dunque un giovedì con prevalenza di sole e di stabilità, con cielo sereno o al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola sul versante ionico, il tutto con temperature massime che localmente sfioreranno i 27-28 gradi. Giornata poi di piena estate, quella di venerdì, avremo ancora prevalenza di sole e di stabilità, con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche lieve velatura. Attenzione ai venti che si faranno sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne, il tutto con temperature massime in aumento. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Torniamo in diretta, diamo il benvenuto a Enrica Mammucari, che è la nuova segretaria nazionale della UIL Lavori Agroalimentari. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, benvenuti. Subito una sua opinione su questa vicenda piuttosto seria della crisi idrica nella nostra regione. Anche stanotte Coldiretti ha continuato il suo presidio davanti a Palazzo d'Orléans. Qual è la vostra posizione? Che cosa bisognerebbe fare? Da anni noi stiamo rivendicando una politica di sviluppo che tenga conto ovviamente di quelli che sono ormai fenomeni atmosferici estremi. Passiamo dalla siccità della Sicilia alle alluvioni del nord, passiamo sicuramente a fenomeni distruttivi della produzione e dell'occupazione. Da sempre crediamo che l'investimento sulla manutenzione del territorio, che in questo caso significa realizzazione di nuovi invasi per la conservazione delle acque e soprattutto la gestione delle stesse nei periodi di crisi idrica, così come anche la manutenzione degli invasi che oggi sono interriti al 10%, debba essere una priorità di una politica che non può essere soltanto una politica degli annunci, ma deve essere una politica di visione. Un impegno che la vedrà questa mattina a Catania è quella del visitare lo stabilimento Seebeck Coca-Cola alla zona industriale, perché voi siete contrari alla sugar tax che è stata rinviata. Ma come mai? Perché avete la preoccupazione che purtroppo ci possano essere addirittura 200 posti di lavoro in meno. Allora, Qual è la connessione fra sugar tax e posti di lavoro? Allora, innanzitutto riteniamo che ogni tassa di scopo sia una tassa ingiusta se l'obiettivo giusto e sostenibile è quello di combattere e contrastare il sovrappeso e l'obesità. Crediamo che la demonizzazione verso un solo ingrediente non ci consegni certamente un risultato in termini di benefici rispetto alla riduzione dei casi di obesità. Tra l'altro nei paesi dove è stato adottato abbiamo la conferma che questo non è avvenuto, dopodiché invece abbiamo una certezza che tutti gli approcci ideologici che non tengono conto delle conseguenze della dimensione, sulla dimensione sociale ed economica di paesi come il nostro, dove la filiera del Made in Italy è un'eccellenza, rischiano di cortocircuitare determinando meno occupazione. Complessivamente in Italia a rischio potrebbero essere 5.000 posti di lavoro, in Sicilia, sì, in Sicilia 200. Perché? Perché questo innanzitutto incertezza che pende sulle aziende sta distraendo investimenti verso altri paesi. Le associazioni di rappresentanza delle aziende di bibite ci dicono che ciò comporta meno 46 milioni di investimenti nel nostro paese. Questo potrebbe generare un calo dei consumi interni, un incremento in termini di prezzi per i consumatori, e credo che in un momento come questo, dove è molto basso il potere d'acquisto delle retribuzioni, sarebbe, come dire, un combinato disposto distruttivo per la produzione, l'occupazione e ovviamente la salvaguardia di quello che è la necessità dei consumatori in questo momento di difendere il proprio potere d'acquisto. Altro tema all'ordine del giorno è quello purtroppo sulla sicurezza sui posti di lavoro.
dove continua, come dire, la successione di omicidi bianchi, l'ultimo a Castiglione di Sicilia per il ribaltamento di un trattore, di un agricoltore che stava lavorando. Voi avete lanciato ormai da qualche tempo questa campagna Zero morti sul lavoro con l'hashtag, quindi che si può anche individuare sulla rete, ma progressi non sembra che se ne stiano facendo. Allora, la campagna Zero morti sul lavoro lanciata dalla nostra organizzazione, dalla UIL Confederale, ovviamente testimoniata con grande forza e veemenza dal nostro segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è una battaglia di civiltà, è una battaglia per la vita, è una battaglia per un lavoro sicuro, stabile, che deve essere un principio per un paese che investe sul lavoro dignitoso. Purtroppo gli infortuni non diminuiscono, così come non diminuiscono i casi di morti e di omicidi bianchi, come giustamente lei definisce. Se pensiamo che degli oltre 1000 morti all'anno che riguardano tutti i settori produttivi, circa 150 riguardano il settore agricolo. Se pensiamo che degli oltre 26.000 infortuni denunciati in tutta la Sicilia, circa 1.700 riguardano l'agricoltura, e di questi, come lei ricordava giustamente, ci sono incidenti mortali. Allora, le statistiche, anche se le dovessimo esaminare nel quinquennio, ci raccontano comunque dei dati che sono intollerabili. Il tema non deve essere affrontato soltanto sul versante della repressione, che è assolutamente giusta, e quindi come stiamo rivendicando l'inasprimento delle pene per chi lucra sulla vita umana, ma bisogna fare un'opera di grande investimento sull'informazione, sulla formazione, per la divulgazione della cultura della prevenzione, che passa attraverso formazione iniziale e continua di chi viene inserito nel mondo del lavoro, perché bisogna favorire anche quel processo di sicurezza attiva che riguarda la responsabilizzazione dei singoli. La causa di ribaltamento del trattore in agricoltura è la prima causa di morte e coinvolge non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, quindi significa che l'attenzione delle parti sociali, delle istituzioni deve essere alta, perché veramente il lavoro diventi un'occasione di progresso e non un'occasione di morte. E più in generale, non soltanto nell'agricoltura, lei è come dire, specializzata e concentrata sui lavori agroalimentari, ma più in generale la carenza di ispettori per quanto riguarda i luoghi di lavoro in Sicilia. Questo è un male cronico della nostra regione. Come saprà bene, siamo stati bacchettati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel Comitato per l'applicazione della Convenzione 199, che riguarda appunto la qualità delle ispezioni nel nostro paese, perché mancano ispettori, manca una formazione degli ispettori rispetto alle competenze specifiche in agricoltura e manca soprattutto un coordinamento tra le forze ispettive, che spesso non dialogano e non riescono certamente a tutelare quelle che sono le vere vittime comunque del lavoro. Altro tema che riguarda l'agricoltura, noi l'abbiamo anche affrontato con una nostra inchiesta, quello del caporalato, i braccianti spesso stranieri, ma non soltanto stranieri. L'ultimo episodio drammatico è stato un omicidio avvenuto a febbraio a Paternò, perché questo lavoratore, poverino, aveva semplicemente chiesto di essere retribuito, che è il suo diritto, no? Ma insomma in quegli ambienti evidentemente pensano di poter fare qualunque cosa. Allora, il caporalato, come ben sappiamo, è un fenomeno arcaico che nella sua evoluzione si è travestito spesso anche in vesti semilegali, le cosiddette fenomeno delle imprese senza terra o forme di intermediazione illecita che lucrano sulla vita dei lavoratori agricoli. Come veniva ricordato, non riguarda soltanto gli stranieri, riguarda gli italiani. Noi abbiamo un mercato del lavoro dove ancora il 66% è caratterizzato dalla presenza di italiani. Nel nostro sud questo dato aumenta, quindi significa che purtroppo la mercé comunque di sfruttatori che offrono evidentemente un servizio molto efficiente di mismatching con le imprese, che si occupano di trasporti, che si occupano di garantire comunque gli alloggi, e che può essere ovviamente contrastato da un lato attraverso l'applicazione ferrea della legge 199 nel suo articolo 603 bis
bis del codice penale, quindi con la denuncia del reato di caporalato, dopodiché c'è tutta una parte propositiva della legge che invece è stata abortita purtroppo, e in particolare le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità, che vedevano comunque un protagonismo delle parti sociali, di tutte le forze istituzionali, per governare il mercato del lavoro nella sua trasparenza e fornire strumenti quali l'alloggio e quali appunto i trasporti, soprattutto ai lavoratori migranti. C'è un altro dato, lei ricordava questo episodio drammatico che purtroppo coinvolge spesso lavoratori immigrati non regolari, non muniti di permesso di soggiorno, che non denunciano. Perché non denunciano? Perché non esiste un fondo anche di garanzia per il cosiddetto furto salariale, che dovrebbe essere anche questo istituito nel nostro Paese. Un lavoratore oggi migrante non munito di permesso di soggiorno rischia una cosa, un foglio di espulsione, e non vedere soddisfatto quello che è stato il furto appunto retributivo e contributivo che lui ha subito a causa di un datore. E non pagato. Così. Invece il fondo di cui lei parla... Il fondo di garanzia, anche questo, la Convenzione OIL ce lo ricorda ogni giorno, noi lo rivendichiamo da anni, dovrebbe tutelare soprattutto le vittime del reato di caporalato. Non si può fare una distinzione tra chi è lo sfruttatore e chi è lo sfruttato. Noi dobbiamo immaginare un paese sano che penalizza e punisce in maniera ferrea e severa chi sfrutta, chi lucra, chi mortifica sui diritti, chi offende la dignità del lavoro e la dignità delle persone, e di premiare ovviamente e tutelare la vittima. In questo paese ancora c'è una grande confusione su questo versante. L'ultima domanda che le faccio riguarda i forestali, di cui si parla sempre frequentemente, diciamo, in Sicilia. Sono 15.000, sono tanti, ma sono in gran parte stagionali. Questo forse è il problema che vi sta più a cuore. Beh, allora ci stanno a cuore diverse cose. Certamente ci sta a cuore la difesa e la tutela della professionalità di persone che da anni sono impegnate a manutenere, a difendere e a salvaguardare la vita della cittadinanza, perché gli incendi non sono una questione che riguardano solo l'agricoltura, non sono una questione che riguardano solo la cittadinanza, sono una questione che riguarda l'economia e la salvaguardia di tutta una regione. Tra l'altro, come dicevamo prima, ci sono visioni che dovrebbero essere integrate, una seria politica di sviluppo dell'imboschimento, così come quello della forestazione, dovrebbe fare il paio con quello che è il contrasto alle risorse idrogeologiche che in questa regione, insieme alla carenza ovviamente idrica, sono diventate comunque un'emergenza costante. Quello che ci preoccupa, come l'abbiamo definita in queste ore, è una sorta di gioco dell'oca, quando sembrerebbe essere arrivati alla definizione di un accordo che vede convergere appunto le organizzazioni sindacali e quindi i lavoratori con quelle che sono le esigenze della regione, si ritorna indietro alla casella di partenza. E quindi quella famosa stabilizzazione, che significa incremento delle giornate pro capite, consolidamento e una visione strategica dello sviluppo, perché la forestazione non è soltanto tutela del paesaggio, ma significa incentivare quella funzione bioregolatrice del clima, quella capacità di conservazione dell'acqua potabile, quella capacità di essere moltiplicatore di valore anche per le altre attività. Certo. Penso al turismo, penso alla possibilità dei cittadini di sentirsi parte dell'ambiente in cui vivono. Oggi non è prioritaria. Stride molto che nel mentre si faceva un passo indietro sulla riforma dei forestali, lunedì 27 maggio il presidente Schifani sottoscriveva con la premier Meloni un protocollo di oltre 6,8 miliardi sui fondi di sviluppo e coesione, fondi comunitari che, guardi un po', non solo dovrebbero finanziare 580 progetti, ma tra questi progetti la priorità dovrebbe essere quella delle 5 direttrici chiavi indicate, quella di contrastare il dissesto idrogeologico, quello di contrastare la carenza idrica e quindi tubazioni fatiscenti e quindi invasi, tutte le cose che abbiamo detto prima e dovrebbero essere sviluppate, e si fa fatica
fatica a trovare qualche decina di milioni di euro per stabilizzare un'occupazione, per renderla più forte e stabile, perché le sfide della transizione ecologica, i cui effetti sono quelli delle distorsioni proprio sugli effetti climatici, dovrebbe essere una priorità della politica nazionale e regionale. Nell'area mediterranea, paesi analoghi ai nostri, pensate alle elezioni che ci sono state in Catalogna qualche tempo fa. In quella campagna elettorale è diventata prioritario il tema della siccità e quindi contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Non lo è stato più quello del rivendicare l'indipendenza da Madrid. Infatti. Quindi a testimonianza che la politica degli annunci, la politica dei rinvii, la politica del domani sarà è una politica fallimentare. La transizione si vince con il lavoro sicuro, con il lavoro stabile, con una politica che è in grado di guardare al lavoro anch'esso con quel rispetto, anche per quella cultura della fatica, perché i lavoratori forestali, così come i lavoratori dei consorzi di bonifica, così come i lavoratori agricoli, svolgono attività estremamente faticose e meritano il rispetto perché sono, come ho già detto prima, un moltiplicatore di valore per tutta la cittadinanza, per tutta la collettività. Ci auguriamo che il prossimo incontro con il Presidente Schifani questo valore si trasformi in un impegno politico serio di arrivare ad una vera riforma forestale che finalmente consegni dopo decenni una risposta di grande serietà alle persone che rappresentiamo. Bene, le auguriamo buon lavoro, a cominciare dal suo primo impegno qui a Catania questa mattina. Intanto grazie per essere stata con noi Enrica Mammucari, segretaria nazionale della UIL Agroalimentari. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco parleremo del decreto Salva Casa. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo di nuovo in diretta, parliamo del decreto Salva Casa, lo facciamo con Marco Mion che è presidente dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Buongiorno, benvenuto. Allora, questo decreto Salva Casa è un condono o no, come viene detto polemicamente da chi è contrario naturalmente, e a che cosa servirà? Beh, innanzitutto buongiorno a lei e ai vostri telespettatori. Beh, definirlo condono, insomma, è una questione di lettura del termine. Diciamo che questo decreto, che peraltro è stato firmato proprio ieri sera dal Presidente della Repubblica e quindi in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per poi percorrere l'iter parlamentare di approvazione alle Camere, va a regolarizzare tutti quegli elementi che rappresentano un problema quando è necessario andare a verificare la piena legittimità delle nostre case. Cioè ci troviamo di fronte a, diciamo così, la possibilità di andare a sanare quelle che io potrei definire delle piccole difformità. Ecco, vengono descritte e definite in due categorie, tolleranze costruttive e tolleranze esecutive. Ci spiega un po' la differenza e il senso un po'? Beh, qui la norma prevede che nel momento in cui ci dovesse essere stata una difformità, quindi dal punto di vista di una maggiorazione della cubatura o di un'altezza dell'immobile realizzato, che prima era definito in modo fisso con un massimo del 2%, qui la possibilità di aumentare la cosiddetta appunto tolleranza fino ad arrivare ad un massimo di un 5%. Qui il legislatore ha voluto però applicare una normativa che fosse direttamente proporzionale alla dimensione dell'immobile, portando ad un massimo di appunto 5%, ma da 100 a 300 metri, da 300 a 500 metri, quindi beneficiano di una massima tolleranza quegli immobili fino a 100 metri quadri. Ho capito. E poi ci sono però anche delle misure che riguardano l'edilizia libera, le vetrate panoramiche, le tende di protezione, così?
Sì, esatto, è stato ampliato il cosiddetto novero delle opere che possono essere realizzate in edilizia libera, cioè tutte quelle opere che non comportano la richiesta di un'autorizzazione in comune, sono appunto, come diceva lei, state inserite, soprattutto quello che ultimamente viene utilizzato molto nelle nostre case, penso alla vostra splendida terra con molto sole, che sono dei tendaggi, sono le pergole bioclimatiche, sono i pergolati che permettono anche da questo punto di vista una più semplice realizzazione e anche la possibilità del riparo del sole, quindi di migliorare, come dire, l'aspetto anche green delle abitazioni. Immaginando com'è prevedibile naturalmente l'approvazione in Parlamento, poi chi è interessato si pone la domanda: ma i tempi quali sono? Cioè uno deve fare vige il silenzio assenso per parlarci chiaro, oppure bisogna, come dire, in qualche modo agire per ottenere dei permessi? Qui ecco, la norma ha introdotto un elemento molto importante, cioè fino ad oggi vige il silenzio rigetto, cioè viene presentata una domanda, si rimane in attesa a volte per mesi, forse anche di più, per attendere la risposta, mentre la normativa in questo caso prevede che nel momento in cui viene presentata la domanda di, chiamiamola sanatoria, di messa in regola del nostro immobile, entro 45 giorni l'ente deve dare una risposta, e se non arriva la risposta vige appunto il principio del silenzio assenso, quindi di fatto viene approvato quanto è stato sottoposto all'ufficio competente, quindi in questo caso l'ufficio tecnico comunale. Questa è una normativa di buon senso sicuramente, perché permette agli uffici stessi di non avere come dire, una grossa massa di documentazione ferma presso i propri uffici, e soprattutto per il cittadino nell'arco dei 15 giorni potersi sentire in regola con la normativa e con la legge. Il decreto salva casa comprende anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile? Allora, il testo, come è stato scritto oggi, va sicuramente approfondito, prevede questo cambio di destinazione d'uso, quindi la possibilità di poter modificare l'utilizzo del proprio immobile, passando da un utilizzo di tipo abitativo ad un utilizzo di tipo commerciale. Qui su questo, insomma, sarà necessario approfondire un pochino la norma, soprattutto da un punto di vista, come dire, di quelli che sono anche gli impatti sull'urbanizzazione delle nostre città. Ecco, Presidente, le faccio un'ultima domanda, avrei dovuto farla per prima, ma gliela faccio adesso. Coinvolgerà come dire, una platea molto vasta? Platea. Ma guardi, allora, non ci sono stime precise, ecco. Qualcuno ha azzardato, qualche istituzione ha cercato di azzardare dei calcoli. Io parto da un calcolo che si fonda su 11 milioni di immobili a destinazione urbanistica residenziale. 11 milioni di cui il 56%, quindi circa 6 milioni costruiti prima del 1977. Il nostro stock immobiliare, lo stock immobiliare italiano è diciamo molto, molto vetusto, ed è molto probabile che soprattutto in quegli anni, quindi ante 77, ma anche fino ad arrivare agli anni 90, ci sia stata nella fase di esecuzione dei lavori l'applicazione di qualche piccola correzione rispetto al progetto esecutivo iniziale. Faccio un esempio: avevo la finestra posta in un certo punto, e poi nel momento in cui viene costruita la casa è necessario spostarla di 20-30 centimetri. Ecco, questa è una difformità e quindi va sanata. Quindi è molto probabile che ci siano un elevato numero di immobili che saranno, come dire, che avranno la possibilità di
sistemare queste difformità attraverso questa normativa. Quindi se volessimo azzardare delle percentuali, sicuramente siamo almeno ad un 60-70% dello stock immobiliare italiano. 60-70 su 11 milioni, se abbiamo capito bene. Grazie Sì, al presidente dell'Associazione dei geometri fiscali, Marco Mion, ci ha dato una serie di illustrazioni importanti. Buon lavoro naturalmente, e adesso noi facciamo una breve pausa e tra poco ospiteremo Martina Miceli, che è l'allenatrice, la coach dell'equipe Orizzonte, che ha vinto il suo 14° scudetto, 24° scudetto di pallanuoto, e quindi, come dire, celebreremo anche noi il suo successo. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo molto lieti di avere con noi Martina Miceli, la coach dell'equipe Orizzonte, vincitrice del 24° scudetto. Ma che dico, poi c'è tutta una serie qua, 24 campionati, 5 Coppa Italia, 8 Coppe dei Campioni, una Coppa LEN, 2 Supercoppe LEN e una FinCup. Complimenti, veramente grandiosa. Qual è il segreto di questa inarrestabile serie di successi? Ma non c'è un unico segreto, sicuramente c'è un lavoro enorme dietro che in 30 anni più di 30 anni di società si è evoluto, ma la cosa importante, si è tramandato. Noi parliamo sempre di DNA Orizzonte, per cui in più di 30 anni, 34-35 anni, questo DNA si è tramandato e sono orgogliosa ora di rappresentarlo. Allora, l'ultima, diciamo, tappa è stata quella del confronto con la Plebiscito Padova, che ha avuto, ce la racconti un po'? Quest'anno non è stato un anno facile, ci siamo un po' complicate la vita da soli per una serie, siamo arrivati comunque primi in campionato a punteggio quasi pieno, abbiamo perso una sola partita con il Trieste in casa, però le varie combinazioni hanno voluto che abbiamo incontrato la Roma, che era una delle squadre più accreditate, in semifinale, e quindi abbiamo avuto sicuramente la semifinale più difficile e poi il Padova in finale, per cui abbiamo incontrato le squadre più forti per andare a vincere questo scudetto. La prima partita in casa, probabilmente dopo aver battuto la Roma, ci sentivamo un po' brave, un po' troppo brave. Noi quando ci sentiamo troppo brave non va bene, si rischia, perché comunque sì, la prima partita in casa abbiamo giocato veramente al di sotto delle nostre possibilità, loro hanno sfruttato il momento e quindi siamo andati a vincere lì a Padova e gli abbiamo un po' rovinato la festa, perché a quel punto ci hanno iniziato a credere, e poi in casa abbiamo fatto una partita, devo dire, ottima di fronte a un pubblico eccezionale. Avete dedicato questo titolo a Giuseppe Ladelfa? Sì, un fratello per noi che è venuto a mancare quest'anno. Lui veramente è stato l'orizzonte per tanti anni. Io sono venuta qua, sono romana, sono venuta qua nel 93, e lui già faceva parte della famiglia Orizzonte, per cui è stato fondamentale per tutti questi anni, è diventato leggenda insieme all'Orizzonte, era doveroso. Certo, e a Catania non se ne parla moltissimo, però c'è un vivaio intenso, forte, è vero? C'è una tradizione enorme, in questi anni purtroppo di social il calcio ha monopolizzato tutto. Quando io sono arrivata, nonostante avessi vinto meno scudetti, la città forse riconosceva di più gli sport minori, perché comunque gli dava più attenzione, eravamo un po' i VIP, no? Della Catania sportiva. Ora in questo momento i social, il calcio ha monopolizzato tutto a livello di attenzione, perché poi la piscina è pienissima, la gente ci segue assolutamente, però forse bisognerebbe fare un passetto indietro, perché insomma... Ma i giovani e le giovani lo praticano? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un centro sportivo a San Giovanni La Punta dove curiamo il nostro vivaio. Iniziamo dai bambini dalla scuola nuoto, per cui ce li coltiviamo, tutti quelli che
che vengono, i più bravi della scuola nuoto vanno naturalmente a iniziare il percorso di pallanuoto. C'è un assolutamente. seguito reale. L'anno scorso non solo abbiamo vinto lo scudetto, ma forse una cosa che non è mai successa in nessuno sport. Abbiamo vinto lo scudetto delle grandi, abbiamo vinto lo scudetto under 16, under 18 e under 20, insomma penso che non sia mai successo, è un caso, è stato un caso, è stata una fortuna, siamo stati bravi, tutto quello, però penso che sia una cosa irripetibile, veramente difficile in qualsiasi sport. Possiamo parlare un momento, direi, lo sanno tutti, però ricordiamo, è un monumento, ha vinto 9 scudetti, le Olimpiadi del 2004 ad Atene, 2 mondiali, 4 europei da giocatrice, è fantastico. Sì, sono stata molto fortunata, anche brava sicuramente. No, fortunata perché comunque è uno sport di squadra, si può essere forti quanto vuoi, ma devi incontrare il contesto giusto. Però alle Olimpiadi c'era squadra. Il gruppo Orizzonte. Assolutamente. Eravate in 6, se non ricordo male. Eravamo fra persone che erano proprio di Catania, persone che Catania l'hanno adottata come città adottiva come me, e persone che erano transitate dall'Orizzonte, eravamo veramente quasi tutte, per cui sì, assolutamente. Ma la sua passione com'è nata? Ce la racconta? Ma io vengo da una famiglia di nuotatori, nel senso che sono la più piccola di 4 fratelli, tutti nuotatori. Io già a 3 anni andavo tutti i giorni in piscina a seguire i fratelli. Fantastico. A 5 già facevo nuoto agonistico, per cui la mia è stata veramente quasi una strada segnata. Poi a 14-13 anni ho scoperto la palla, ho lasciato il nuoto, mi si è aperto un mondo, poi dicevano che ero brava, per cui ho continuato. Ma è uno sport molto tecnico, è vero? È uno sport molto duro, nel senso che sicuramente ha tutto quello che è uno sport di situazione, tutto quello che ha uno sport col pallone, per cui dal calcio alla pallamano. È uno sport di contatto, per cui aumenta la difficoltà, e in più rispetto a tutti questi sport che ho detto lo fai in un ambiente non naturale, per devi cui non stai coi piedi per terra, ma devi sopravvivere. E quindi ci vuole veramente anche sì, è uno sport molto difficile, anche per quello è anche poco praticato, perché è veramente... anche per questo ha il suo fascino, continua ad avercelo. Assolutamente sì, è uno sport del quale ti innamori, però è uno sport molto complicato, uno sport che non puoi bluffare, perché devi essere allenata, devi lavorare tanto, non puoi improvvisarti. E il suo passaggio a Catania? Il mio passaggio a Catania, ero giovanissima, Catania già all'Orizzonte era già la squadra più forte d'Italia, romana, con grandi speranze, grandi voglia di grandi obiettivi già prefissati. Anzi, in realtà ho avuto 2 chance, dovevo venire a Catania o Padova. Catania all'epoca sembrava lontanissima, sembrava veramente tanto lontana, per cui sono andata a Padova, sono scesa dal treno, ho visto il cielo grigio, ho detto no, io in una città così non posso vivere, e quindi non lo facciamo sentire ai padovani. No, ma in realtà va bene così. Sono venuta a Catania, mi sono innamorata subito di Catania e ci sono rimasta, ho vissuto più a Catania che infatti a Roma. È stata una messe di successi. A scuola se ne parla di questo sport, forse sarebbe il caso di come tutti gli popolarizzarlo sport minori, ora insomma come tutti gli sport minori, dicevo prima, sono poco attenzionati. Il calcio purtroppo fagocita qualsiasi attenzione, anche giornalistica, insomma, purtroppo. Sì, però forse anche, come dire, se se ne parlasse un po' negli ambiti dove ci sono i giovani, i giovanissimi, come la scuola. Sì, sicuramente, ma la scuola poi è un discorso molto ampio, la scuola in Italia, nel senso che per Costituzione, per legge, la scuola dovrebbe riconoscere gli sportivi di alto livello. In realtà ancora in Italia, infatti per questo siamo molto indietro negli sport minori rispetto alle altre nazioni, perché purtroppo in Italia ancora ti confronti col professore che magari è la ragazzina di 15 anni e gli dice no, o fai sport o fai scuola, perché se fai sport sei una capra. Non puoi seguire assolutamente, gli studi, quando in realtà lo sport, specialmente di alto livello, ti dà una marcia in più nella vita, nello studio. Purtroppo ancora in Italia c'è questa, tranne alcuni presidi, alcuni professori illuminati, il resto ci sono ragazzine e ragazzini che addirittura che stanno già magari in nazionale giovanile, che fanno già campionati nazionali, che
che nascondono il fatto di fare attività agonistica. Sì, perché sennò gli insegnanti partono prevenuti e pensano che uno non può fare. E malgrado questo però le catanesi sono fortissime, sì. È vero? Assolutamente sì. C'è una squadra che, come dire, non teme confronti. No, devo dire che comunque negli anni, appunto come dicevo all'inizio, negli anni questo DNA ha continuato a tramandarsi tra le atlete, quindi questa è una cosa che ci riempie di orgoglio. Perché questo è il passaggio di, diciamo così, di consegne. Assolutamente, da quando giocavo io, da quando sono arrivata io, da quando giocavo io, quando poi io ho avuto la fortuna di smettere di giocare e iniziare ad allenare la mia squadra, per cui penso che sia una delle fortune più grandi che un atleta può avere. Insieme a Tania Di Mario abbiamo fatto pure un passo in più, perché abbiamo proprio preso in mano la società, che in un momento storico, economicamente difficile, stava forse finendo e quindi scomparendo. Io e Tania abbiamo fatto questo grande salto, perché siamo diventati presidente e vicepresidente, siamo rimboccati le maniche, ma proprio, guarda, non per orgoglio personale, proprio per la voglia di far passare, di far vivere alle generazioni future quello che avevamo vissuto Però noi. negli ultimi 5-6 anni avete ricostruito praticamente. Assolutamente, gli anni difficili abbiamo ricominciato sia a livello societario ma soprattutto a livello di giocatrici dal vivaio. Fortunatamente avevamo lavorato bene, per cui avevamo ragazzine di 15 anni che in quell'anno sono diventate campionesse under 15, buttate in Serie A insieme a qualcuna delle grandi che è rimasta, tra cui Tania, e abbiamo ricominciato con molta fatica a risalire. Dopodiché abbiamo avuto la grande fortuna di entrare nel mondo equipe, quindi di avere una casa nostra, di avere una struttura, di avere una famiglia dietro che ci ha supportato, e quindi... E adesso cosa c'è nel futuro? Beh, nel futuro c'è quello che c'è stato in questi 30 anni, continuare a stare là sopra. Mi rendo conto che ogni anno diventa sempre più difficile. Perché? Ma perché comunque diventa più difficile per me, perché comunque le generazioni cambiano, per cui un allenatore deve sempre riadattarsi alle nuove generazioni, e non è affatto facile. Perché in questi io alleno da tanti anni ed è sempre più difficile, ma non perché siano difficili le nuove generazioni, perché io appartengo a una generazione diversa, per cui è difficile, ogni anno diventa sempre più difficile conoscerle, trovare una chiave di comunicazione. Vabbè, ma lei ci riesce alla grande, è inutile che ci riesce come. Non ci riesco solo io, abbiamo uno staff importante. La Presidente tornerà in vasca, che fa la Presidente? Dice che non vuole tornare più in vasca. Non ce la fa più, giustamente ogni anno, negli ultimi anni si è dovuta anche buttare in vasca, ma al di là del buttarsi in acqua è tanto l'apporto veramente quello diventa sempre più difficile, perché è veramente tanto impegnativo riconoscere queste nuove generazioni, capirle come motivarle, perché vanno motivate in maniera del tutto diversa da come serviva a noi, per cui ogni anno è un lavoro enorme. Sì. Bene, complimenti anche per questo, perché ci riesce alla grande. È davvero un piacere averla avuta con noi qua, Martina Miceli. In bocca al lupo per tutto quanto. Adesso noi ci guardiamo il nostro almanacco e poi dopo torneremo in diretta. State con noi, buongiorno Sicilia. Ancora. Oggi vi svelo una curiosità tutta siciliana. Nei primi del 1400, per mano di due medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, nasceva in Sicilia la chirurgia plastica. I due, infatti, riuscivano a ricucire con notevole maestria nasi, labbra e orecchie mutilate. Oggi parliamo di un modo di dire molto usato in America, close but not cigar, che in italiano si traduce con vicino ma niente sigaro. Da dove viene questa espressione così originale? Beh, tutto risale alla fine del 1800, quando in America iniziarono a diffondersi i primi parchi divertimenti. Ai giochi destinati agli adulti il premio più ambito era un buon sigaro. Se ci si avvicinava alla vittoria ma non si riusciva a portare a casa il premio tanto desiderata, si diceva appunto close but not cigar, che equivale al nostro ritenta, sarai più fortunato.
Buongiorno Sicilia, un'occhiata alle stelle, che occhiata quella di Marco Amato alle prese con il suo caffè, beato lui. Vediamo oggi che una tazzina musicale, quel caffè che fa? Intona qualche canzoncina, cos'è? Eh beh sì, ho scelto il tema musicale oggi perché vi volevo parlare un po' di musica e di una nuova formazione. Infatti vi chiedo, secondo voi cosa fanno un toro, 3 pesci e un cancro in TV? Caspiterina, che succede? Che fanno? X Factor. Ebbene, questa è la nuova formazione del programma tanto atteso che parla di musica e di tante novità emergenti, e a capitanarlo sarà proprio Giorgia, la nostra Giorgia nazionale, Giorgia Todrani, la cantante, che appartiene al segno zodiacale del Toro. Il Toro sta finalmente rendendo materiali e visibili tutti gli sforzi che ha compiuto col passaggio di Giove. Adesso finalmente ai Toro concretezza, quindi Giorgia si presenterà in una veste nuova, che è quella di conduttrice TV, e in bocca al lupo alla valida cantante. Ma assieme a lei ci saranno anche Achille Lauro, Cancro, attesissimo Manuel Agnelli, Pesci, Jack La Furia, Pesci anche lui, e la dolce Paola Lezzi, Pesci anche lei. Ebbene, questa solita formazione sottolinea il fatto che i segni d'acqua sono incredibilmente portati per la musica, soprattutto se è una musica di sentimento e che parla di emozioni. Quindi buon X Factor, e ne vedremo delle belle. Oggi Luna in Pesci, quindi cari Cancro, cari Scorpioni e cari Pesci, siete il numero 1 dello zodiaco. I sentimenti appartengono a voi in questa giornata in cui siete tutti emozioni e tutti da amare. Per gli altri segni zodiacali, chiaramente, se va bene agli acqua, i fuoco sono messi un pochino in difficoltà. Gli aria hanno Venere però dalla loro parte, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario oggi in pole position, ma un po' meno gli acqua, mentre invece i terra stanno a guardare, e beh, come ho detto, no. Toro concretizza, Vergine sintetizza, Capricorno dubbi? No, andrà benissimo. Vi auguro con questo buona giornata. Grazie Marco, anche a te. Evviva! Questo caffè musicale mi entusiasma particolarmente. Allora noi invece facciamo un salto nel tempo, andiamo al 30 maggio del 1778, quando è morto Voltaire, filosofo, drammaturgo, poeta, indissolubilmente legato al movimento culturale dell'illuminismo, di cui è stato uno degli animatori e degli esponenti principali. Voltaire. Il 30 maggio 1814 il Trattato di Parigi consegna l'imperatore Napoleone Bonaparte all'esilio nell'isola d'Elba. La campagna di Russia è stata fatale per i napoleonici che, nonostante le stenue difese messe in atto, non possono impedire la presa di Parigi e l'abdicazione di Napoleone. Il 30 maggio nel 1922 è inaugurato il Lincoln Memorial, il monumento costruito in onore del 16° presidente degli Stati Uniti. L'edificio ha una forma di un tempio dorico contenente un'enorme statua proprio di Abraham Lincoln e la riproduzione di 2 famosi discorsi pronunciati dal presidente. Bene, il mio discorso lo fa, guardate, questo è Giacomo Matteotti, mentre dice il mio discorso l'ho fatto in Parlamento, ora voi preparate il discorso funebre per me. Era il 30 maggio del 1924, Giacomo Matteotti, deputato socialista coraggiosissimo, ha denunciato i brogli elettorali del regime fascista che avevano consentito a Mussolini e ai suoi di arrivare al governo, ha smascherato la violenza subita dai candidati antifascisti e qualche giorno dopo per questo è stato ucciso a Roma. Il 30 maggio del 76, qui parliamo di sport invece, al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta, eccolo qua, giovanissimo, ha battuto in 4-7 l'argentino Guillermo Vilas e ha vinto 33esimi internazionali d'Italia di tennis, primo italiano a compiere l'impresa dal 1961, quando l'aveva fatto Pietrangeli, Nicola Pietrangeli. 30 maggio del 2008 la decennale serie TV Sex and the City diventa un film. La prima proiezione avviene contemporaneamente negli Stati Uniti in 3.200 cinema. Gli incassi ai botteghini confermano il grande successo della produzione. E oggi si celebra anche la giornata mondiale della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia molto grave del sistema nervoso centrale, una delle principali cause di disabilità nei giovani.
condizioni croniche, imprevedibili e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore e viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Il 30 maggio di 21 anni fa Eros Ramazzotti, eccolo qui, ha pubblicato 9, come vedete la O al segno del 9, ed era il suo 9° album che ha raggiunto la prima posizione in Italia per 14 settimane, ha venduto 6 milioni di copie e ha scelto questo titolo perché nel calcio il numero 9 spesso è assegnato ai grandi centravanti, rappresentando la metafora di giocare sempre d'attacco nella vita. Diversi brani trattano la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker. Oggi ascoltiamo il singolo di lancio, Un'emozione per sempre, diventato uno dei brani più popolari. Inizialmente era stato inciso da Alex Baroni, ma purtroppo non è mai stato pubblicato a causa della tragica morte di Alex Baroni. E Ramazzotti ha deciso di cantarlo in memoria del suo amico scomparso prematuramente. Con Un'emozione per sempre vi lasciamo, vi auguriamo buona giornata, appuntamento a domani, buongiorno Sicilia.